Grande assemblea sinodale domani a Chiavari, il desiderio che il percorso comune di questi mesi si consolidi e prenda a cuore le esigenze della popolazione è il primo frutto del cammino a Rapallo. Affidiamoci alla grazia e alla pienezza che sgorgano dal cuore trafitto di Cristo. L'invito del Vescovo in occasione della solennità del Sacro Cuore celebrata nella chiesa dei Padri Oblati di Chiavari. Sesti Levante al voto per eleggere il sindaco. Domani chiamati alle urne 17.149 cittadini residenti. Urne aperte dalle 7 alle 23. Al termine lo spoglio elettorale in diretta TV su Telepace 1. La fiaba Un amore infinito di Carla Rampini ha vinto il 51esimo premio letterario Hans Christian Andersen a Sesti Levante. Il racconto celebra l'amore capace di superare anche le rigide regole della matematica. Buongiorno ai telespettatori del TG13. La diocesi di Chiavari è chiamata a raccogliersi attorno al Vescovo per la grande assemblea che conclude il cammino sinodale. Domani dalle 17:30 nella cattedrale di Chiavari si terrà l'evento culmine di un percorso durato circa 2 anni. In questi giorni vi abbiamo presentato alcune fotografie del territorio emerse dalla riflessione e dal lavoro ai tavoli sinodali con l'intento di dare impulso a una Chiesa sempre più vicina alle esigenze delle persone. Oggi completiamo il quadro con l'ambito di Rapallo. Sentiamo. Come è iniziato il cammino sinodale nell'ambito di Rapallo? Ma a dire la verità, noi ci siamo mossi un po' più in ritardo rispetto ad altri ambiti, perché 2 anni prima i nostri parroci, hanno pensato di approfondire l'Evangelii Gaudium su cui si basa poi il lavoro dei tavoli. Quindi abbiamo passato il primo anno, 2 anni fa, a sentire vari ascolti anche ambito parrocchiale, e poi in seguito quest'anno ci siamo dedicati ai tavoli, ci siamo divisi in 5 ambiti, 5 gruppi, e così ognuno indipendentemente ha portato avanti l'ambito di un gruppo. Com'è stato questo modo di lavorare? È stato un modo proficuo? Ma io ho partecipato al tavolo dell'abitare ed è un'esperienza che ho trovato molto positiva, perché abbiamo affrontato insieme tematiche molto varie, anche non prettamente di ambito religioso, quindi da quel punto di vista era molto anche coinvolgente. Per me ha rappresentato una grande novità legata al camminare insieme fra le comunità, e questa è stata anche già un frutto che noi abbiamo potuto sperimentare nel cammino fatto durante questo anno per una realtà come Rapallo. Un desiderio di camminare insieme che già un po' si è tentato di fare in questi ultimi anni, penso all'esperienza della Via Crucis cittadina, del Corpus Domini, alcune esperienze legate anche ai cori riuniti. Però c'è questa esigenza di comunione che va anche oltre aspetti prettamente formali, ma un po' più legati al desiderio e alla sostanza. E il trovarsi intorno a un tavolo con persone appartenenti a parrocchie diverse, con storie diverse, età diverse, ha rappresentato per me e anche certamente per altri un motivo di grande ricchezza. E per dare la possibilità proprio a tutti di partecipare a questo momento, domani dalle 17:30 Telepace sarà in diretta dalla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto per la cerimonia conclusiva del cammino sinodale. Un momento di festa, incontro in piazza con testimonianze e musica. Alle 18:30 circa è previsto l'intervento del Vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, che dialogherà con i presenti, ai quali sarà consegnato il documento che sintetizza le linee guida per la pastorale dei prossimi anni. Alle 19 poi la Santa Messa in diretta dalla cattedrale, alle 20 al termine un momento di condivisione e festa nei locali del seminario. Affidiamoci alla grazia e alla pienezza che sgorgano dal cuore trafitto di Cristo. È l'invito che il Vescovo diocesano ha fatto in occasione della solennità del Sacro Cuore di Gesù. Monsignor Tanasini ha presieduto la celebrazione eucaristica nella chiesa dei Padri Oblati di Chiavari. Sentiamo. Lasciamoci riempire interiormente dalla sua pienezza. Ritroviamo il senso della vita interiore, della vita nascosta nel cuore. Sia questo un impegno
che vogliamo prendere per essere a nostra volta strumenti dell'amore di Dio. E questo è l'impegno che il vescovo diocesano ha chiesto ai fedeli in occasione della solennità del Sacro Cuore di Gesù, celebrata nella piccola chiesa dei Padri Oblati a Chiavari. Nella sua tenerezza di papà, ha spiegato Monsignor Tanasini, Dio ci rivela la sua profonda umanità. Il cuore di Cristo diventa la manifestazione concreta, storica, tangibile del cuore di Dio. Dice l'Apostolo Paolo agli Efesini che egli annuncia le impenetrabili ricchezze di Cristo. Impenetrabili proprio ci dà il senso della profondità. Le ricchezze di Cristo sono raccolte nel suo cuore, nella profondità del suo essere, ma di qui sgorgano per noi. Ed è proprio dal cuore trafitto sulla croce di Gesù che nasce il mistero della Chiesa. Da lì si riversa la grazia che Cristo ha riservato per il suo popolo, ha spiegato ancora il Vescovo, quella pienezza di cui ciascuno di noi ha bisogno nella sua vita, soprattutto quando il vuoto sembra prevalere, quando la tristezza e lo scoraggiamento sembrano avere il sopravvento. Ci viene detto dal cuore di Gesù noi attingiamo pienezza, cioè se riusciamo a entrare davvero nel suo mistero, ed è questo che ci viene chiesto questa sera, entrare nel mistero del cuore di Gesù, allora noi entriamo in una pienezza, ne siamo riempiti. Accogliamo questo fiume di amore, accogliamo questo fiume di grazia, accogliamo questa tenerezza di Dio, lasciamoci affascinare dall'amore senza confini di Gesù. E questa sera su Telepace 3 al canale 115 trasmetteremo la diretta della 40ª edizione del pellegrinaggio Macerata-Loreto, un gesto di fede popolare a cui partecipano ogni anno decine di migliaia di persone, soprattutto giovani, tanto da essere considerato il pellegrinaggio a piedi più partecipato in Italia. Il cammino notturno verso la Santa Casa di Loreto si snoda attraverso i 28 chilometri che la separano dallo stadio Elvia Recina, dove è prevista la partenza al termine della Santa Messa che sarà presieduta dal Cardinale Beniamino Stella. Qui, intorno alle 20:30, è previsto il messaggio di Papa Francesco che saluterà i partecipanti intervenendo con un collegamento telefonico in diretta. E il Papa ha ricevuto in Vaticano gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale, tra cui l'italiano Paolo Nespoli. Durante l'incontro si è parlato, tra l'altro, della fragilità della Terra. Al pontefice è stata donata una tuta da astronauta con una mantellina bianca, con le ali da angelo e la scritta Papa Francesco. Lo scorso 26 ottobre il pontefice si era collegato via video con l'equipaggio della stazione spaziale. Durante il colloquio durato 25 minuti il Papa aveva posto delle domande agli astronauti che ieri hanno voluto ricambiare di persona la visita virtuale di Papa Francesco. Torniamo sul nostro territorio. La politica amministrativa. È scattato il tempo del silenzio elettorale a Sestri Levante in vista della consultazione che dovrà scegliere il nuovo sindaco tra i 4 candidati in corsa. Seggi aperti nella sola giornata di domani dalle 7 alle 23. A seguire le operazioni di spoglio che Telepace seguirà in diretta sul canale 15. Sentiamo la scheda. Sono 17.149 i cittadini residenti a Sestri Levante chiamati al voto per eleggere il primo cittadino. Gli 8.109 elettori maschi e le 9.040 elettrici potranno recarsi ai seggi allestiti nelle 23 sezioni cittadine nella sola giornata di domani dalle 7 alle 23, muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento. Sono 4 i candidati in lizza sostenuti da 12 liste elettorali per un totale di 190 consiglieri. L'elettore riceverà dal presidente del seggio la scheda elettorale di colore blu con i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, al cui fianco saranno riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Per Sestri Levante i nomi, secondo l'ordine di estrazione, sono 4. Valentina Ghio, sostenuta da 5 liste, Viviamo Sestri, Sestri al centro con Calabrò, Cristiani Riformisti, Sinistra in Comune e Valentina Ghio sindaco. Denise Baldi con l'unica lista collegata Potere al Popolo. Fabio Sturla per il Movimento 5 Stelle, Giampaolo Benedetti con le sue 5 liste in appoggio, Futuro Migliore, Se Gesto a Domani, Lega Liguria, Riprenditi Sestri e Giampaolo Benedetti sindaco.
Sono 4 i modi in cui l'elettore può esprimere il proprio voto. Per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno. Il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato. Per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata. Il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco. Per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno. Il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata. Per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno. Il voto così espresso, cosiddetto disgiunto, si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata. L'elettore ha la possibilità inoltre di manifestare non più di 2 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendo nelle apposite righe stampate sotto ogni contrassegno di lista i nominativi, solo il cognome o in caso di omonimia il cognome e il nome, e ove occorra luogo e data di nascita dei candidati preferiti appartenenti alla lista prescelta, avendo però presente che nel caso di espressione di 2 preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Essendo Sesse Levante un comune con più di 15.000 abitanti, è previsto il ballottaggio in caso nessuno dei candidati sindaco abbia superato al primo turno il 50% più 1 dei voti. In questo caso il ballottaggio si svolgerà il 24 giugno tra i 2 candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti. E restiamo a Sesse Levante perché numerosi bambini di tutte le età hanno partecipato questa mattina alla premiazione della 51esima edizione del premio letterario Andersen. Durante la manifestazione tenutasi in piazza Matteotti sono stati consegnati i premi ai vincitori. Carla Oretta Rampini per la sezione adulti ha vinto con il racconto Un amore infinito, che celebra appunto l'amore capace di superare anche le rigide regole della matematica. Alessandro Pasqualetti e Sofia Delle Mandelli hanno vinto invece per la sezione bambini con la fiaba La valigia magica. Sentiamo le interviste. È una favola, a me piace molto, cioè non amo molto il fantasy o le magie o le cose. È una favola che parte da una regola geometrica, infatti è sulle rette parallele. Mi piace molto partire da spunti scientifici e su questo creare delle favole. La mia favola è brevissima: si innamorano nel paese di geometria e vorrebbero toccarsi, vorrebbero potersi abbracciare, però le rette parallele, come si sa, non si incontrano mai. Allora viene loro in aiuto la signora prospettiva e gli dice di avere fiducia e di proseguire, e loro vanno avanti all'infinito finché alla fine si toccano in un punto di fuga comune. Queste sono semplicemente le regole della prospettiva, però spiegate in forma fantastica. E lei di cosa si occupa nella vita? Io sono essenzialmente una mamma e una nonna, però sono laureata in architettura, anche se ho fatto poche cose in architettura, e mi piace molto, poi faccio volontariato. E qual è stato il tuo elaborato? Ho pensato all'antagonista e ho collaborato un po' anche per pensare insieme a Alex alla politica della pace e queste cose qui. Qual è la parte che ti è piaciuta di più? Quando abbiamo pensato quando il bambino fuggiva nella valigia. E come ti senti ad aver vinto questo premio? Molto felice. Che cosa avete fatto per il premio Andersen? Abbiamo scritto una storia. E di che cosa parla? Di una valigia magica. E poi cosa succede? Che c'è un principe che si trasforma in un trollera. Gigante. In un gigante. Gigante. E poi come va a finire? Finisce che si fa la politica della pace e si sconfigge il troll gigante. E continua nel Festival Andersen a Sesse Levante questo pomeriggio spettacoli e incontri, tra cui quelli a cura di Medici Senza Frontiere, il Festival della Scienza e Visit Denmark. Alle 19:30 in programma l'incontro con Lidia Ravera e a seguire alle 21:15 in Baia del Silenzio lo spettacolo di Dente e Catalano contemporaneamente insieme anche d'estate con la regia di Lodo Guenzi e dello Stato Sociale. Il festival si chiude domani con altri eventi dislocati nei diversi punti della città, ne vediamo alcuni.
alcuni. Alle 18:30 sul palco in Baia l'incontro con Diego Manzoni, medico di Medici Senza Frontiere, e l'inviata di guerra Laura Silvia Battaglia sul drammatico tema dei bambini in Siria. Alle 21:30 infine sarà la volta di Michael Nyman, pianista e compositore tra i più apprezzati al mondo, con il suo piano solo concert, atmosfere musicali suggestive rese magiche dalla scenografia della Baia del Silenzio. Andiamo adesso a vedere una mostra invece, la mostra pittorica di Cecilia Marini, allestita nella sala della Società Operaia Mutuo Soccorso di a Rupinaro a Chiavari, in esposizione dipinti acrilici focalizzati sul mare e i fiori di Chiavari. Le offerte raccolte durante l'apertura saranno devolute al Comitato Assistenza Malati Tigullio. Vediamo. Sono una pittrice per passione perché sono un medico nucleare che lavora a San Martino, quindi lo faccio nel weekend o la sera. Mi piace molto il mare, e da quando vivo a Chiavari ancora di più, e i colori del mare, e cerco di esprimerli con i miei quadri, con i miei colori acrilici, e mi piacciono molto anche i colori dei fiori, trovo che i colori tirino su di morale chiunque, e quindi faccio anche foto di fiori o foto digitalmente modificate di fiori su tela, e spero di continuare a fare questa parte artistica di me stessa, che è iniziata da poco, ma che spero abbia un futuro. Quanto ti aiuta all'interno della vita quotidiana comunque avere una passione così da coltivare? Tantissimo, in tranquillità, è molto rilassante quando uno è stanco e la sera ha lavorato tanto. Io ho 4 figli e ho una vita abbastanza intensa, però dipingere un quadro la sera oppure una domenica pomeriggio mi rilassa moltissimo, e i colori dicono che fanno andare via la depressione. Come hai iniziato a dipingere? Ho iniziato a dipingere dopo che ho iniziato a fotografare. Prima ho iniziato a fotografare, poi a modificare le foto con Adobe Photoshop, poi a pubblicare le foto, e poi ho incominciato a dipingere con gli acrilici. L'idea di organizzare una mostra non è stata tanto per far vedere i miei quadri, perché i miei amici li vedono sia in ospedale che a casa mia, ma di poter fare qualcosa che potesse aiutare qualche comitato di beneficenza, e a Chiavari chiaramente ho pensato al signor Mordini e all'Associazione Malati del Tigullio. E giornata di festa oggi per il gruppo Alpini di Cogorno. Il sodalizio, di cui fanno parte una trentina di aderenti, inaugurerà la nuova sede allestita in alcuni locali vicini alla chiesa di Monticelli, a fianco dell'attuale sede dei volontari di protezione civile. La precedente sede si trovava a Cogorno Alto, vicino all'oratorio. Il ritrovo è alle 16, quando ci sarà l'ammassamento e la cerimonia dell'alzabandiera. Seguirà alle 17 la Santa Messa, al termine della quale sarà benedetta lo spazio di nuovi locali e ci sarà il taglio del nastro. Linea adesso la rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti. Prima pagina di Avvenire, Italia vice trafficante, altro che le ONG, atto delle Nazioni Unite contro gli alleati di Roma e dell'Unione Europea finanziati per bloccare il flusso di migranti. L'ONU sanziona 6 persone per tratta di esseri umani, tra loro un comandante della Guardia Costiera libica. Gli esteri, Trump e Conte vogliono la Russia nel G8, no dell'Unione Europea. In Canada il debutto del premier italiano, siamo insoddisfatti della politica europea sui migranti. Poi in foto l'Amazzonia lancia un grido di schiavitù, il documento Vaticano per il Sinodo 2019, tema che ritroviamo nelle pagine interne, e ascoltare il grido di schiavitù che si eleva dall'Amazzonia verso il Sinodo 2019, la difesa dei popoli indigeni. Passiamo al secolo XIX, migranti, lite Salvini, Malta, sbarca la prima nave, il Viminale accusa, la Valletta non collabora, la replica falso. Trump intanto, la Russia torni nel G8, Conte gli dà ragione, poi si allinea all'Unione Europea. In foto la Liguria ha fame di piste ciclabili, il sondaggio 8 su 10 chiedono percorsi più sicuri. Nel Levante Rapallo ora vuole un centro congressi, ieri il via ai lavori del convegno dei giovani imprenditori, attesa oggi la visita ufficiale della Presidente del Senato Alberti Casellati, dall'Excelsior un appello per far crescere la città come location.
L'Andersen sceglie la favola Regina, questa mattina a consegnare i riconoscimenti c'è anche Brunori, testimonia del premio 2018. Ieri intanto successo per la seconda giornata del festival, gli spettacoli hanno conquistato tutta la città. Ed ecco la Baia del Silenzio, un palcoscenico unico. Addio a Bruno, il tuo senese è tra noi, è morto Minardi, poeta e insegnante volontario di dialetto genovese nelle scuole. Da Avegno aveva conquistato il cuore di generazioni di ragazzi in tutta la Riviera. E infine Ciacche si gira a Santa e Portofino quando la Riviera diventa un film. Intanto Antonioni, Zalone non solo, oggi tocca una fiction portoghese, intanto c'è polemica per l'enduro di mountain bike nel parco. Adesso andiamo a vedere se ci sono aggiornamenti in redazione con Francesca Caporello. Sì, grazie Andrea. Innanzitutto buongiorno a tutti i telespettatori. Si è tenuta questa mattina nello spazio mare della Lega Navale di Chiavari la premiazione dei disegni relativi al concorso Gente di Mare, iniziativa che si è svolta il 16 marzo scorso al porto di Chiavari. Alla manifestazione di educazione ambientale hanno partecipato le classi quarti del territorio e i ragazzi sono stati premiati per i loro elaborati. Un riconoscimento anche agli studenti dell'Istituto Caboto per l'aiuto durante la giornata. A consegnare i premi, che consisteranno in corsi di vela o di canottaggio, uscite in mare, gadget vari, il presidente della Lega Navale di Chiavari e Lavagna, Umberto Verna, insieme ai rappresentanti del Comune e di Marina Chiavari. Dalla redazione è tutto, la linea passa allo studio. Bene, grazie. Concludiamo con un appuntamento sportivo. Questo pomeriggio alle 15 si gioca nella piscina comunale di Largo Pessagno a Chiavari la gara 1 dei play-out del campionato di Serie A2 di pallanuoto. La Chiavari Nuoto dovrà vedersela contro l'Arechi Salerno. La gara 2 è in programma a Salerno il 16 giugno. L'eventuale finale di spareggio si giocherà invece nuovamente a Chiavari il 23 di giugno. E con questa notizia si conclude questa edizione del TG13, l'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di Tigulli Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.